E allora andiamo anche a conoscere la nuova dirigenza del CD Treviso. Iniziamo con il responsabile del settore giovanile Pietro Dalia Mass. Il segretario Casagrande. Il direttore amministrativo Gianni Schettino. Il nuovo direttore sportivo Roberto Spisello. I due vicepresidenti, il dottor Alessandro Pezza e Paolo Pini. Il direttore generale Bruno Gerin. Ed infine il presidente della CD Treviso, avvocato Marcello Tortera. Questo è il nuovo gruppo dirigenziale per la nuova stagione della ACD Treviso 2014-2015. Sappiamo che c'è una sorpresa per tutti i tifosi che sono venuti allo Stadio Tempi questa sera. Ma sicuramente abbiamo voluto fare quest'anno una cosa che forse a Treviso non c'è mai stata, ossia di rivivere con voi i momenti più importanti degli ultimi anni del calcio Treviso, per, ripeto, condividere con chi li ha vissuti certe situazioni, certe emozioni, ma soprattutto per spiegare anche a questi ragazzi cosa vuol dire vestire i nostri colori e fare parte del popolo bianco-celeste. Ok, adesso da quello schermo specula il nuovo addetto stampa è pronto, il video del ACD Treviso.
veramente questa settimana dirà anche grazie a noi. Vorrei ricordarvi che questa è stata solo un frammento della lunga storia centenaria del Treviso. Chi